Luca Scandaletti, titolare della pasticceria Le Sablon, famosa pasticceria dell'Arcella. Parteciperai alla protesta Io Apro 1501, spiegaci perché. Certamente, salve a tutti, sì, come detto io partecipo e aderisco soprattutto a questa manifestazione chiamiamola così, pacifica, che ci serve per far capire a tutti che esistiamo. Come già detto un sacco di volte, coscienti del fatto che il coronavirus esista, che ci abbia dato molti problemi, rispettiamo tutte le regole che ci sono state date e che comunque siamo convinti che bisogna rispettare, però è anche giusto farci notare. Mi metto in prima persona perché mi rendo conto che c'è paura generale e invece è giusto far capire soprattutto a questa società che siamo veramente una categoria che sta soffrendo troppo. La mia categoria è di pasticceria, quindi entro per una minima parte sulla ristorazione, ma voglio accogliere e aiutare a mio rischio e pericolo naturalmente, perché rischio la multa e addirittura la chiusura del locale, perché è giusto che le persone che fino ad oggi non hanno ricevuto poco o nulla, e i ristoranti sono chiusi da ottobre, possano essere aiutati. Cosa succederà domani? Domani mattina faremo il classico bar per asporto, niente di più, non ci saranno tavoline a disposizione, nient'altro, solo sulla saletta sopra ci sono le persone che hanno prenotato, verranno, consumeranno al ristorante, il cameriere farà vedere il menù e spiegheremo un menù molto ridotto, perché ripeto è una cosa molto plateale, la gente che pagherà lascerà semplicemente dei soldi, quello che vorrà a disposizione, non ci sarà una spesa fissa, uno potrà dare qualsiasi cifra lui voglia, perché è giusto che, visto che rischiano anche loro, possano tra virgolette dare anche 2 euro semplicemente. La nostra è una protesta pacifica che deve arrivare alle persone che contano e stanno facendo poco o nulla per noi.